Da Lampedusa a Grotte. Ieri ci siamo occupati degli sbarchi di migranti che continuano senza sosta creando non pochi problemi, anzitutto di sicurezza legata all'emergenza sanitaria. Polemiche e paura. La paura che esprime senza mezzi termini il sindaco di Grotte, dove sono destinati 60 migranti da ospitare in un edificio non idoneo per trascorrere la quarantena. Sarebbe bene che qualcuno prendesse in considerazione le dichiarazioni del sindaco Alfonso Provvidenza, il quale si è rivolto al presidente del Consiglio Conte e al governatore della Sicilia Musumeci, scrivendo di bomba già esplosa con le conseguenze del caso. Grotte, scrive il sindaco, si è sempre distinta per l'accoglienza, offrendo a tutti una casa, ma questa volta non si può accettare la scelta del governo perché è un momento particolare. Il sindaco ribadisce l'impossibilità del piccolo comune a farsi carico di tante persone in regime di quarantena e per giunta in un edificio del centro abitato non in grado di consentire il rispetto delle regole come richiesto a tutti i cittadini. Il sindaco di Grotte chiarisce che il suo intervento è mirato anzitutto alla tutela della salute dei suoi cittadini e alla ricerca di un'adeguata accoglienza senza improvvisazioni. Intanto a Lampedusa si vive nella speranza che gli sbarchi possano cessare. Sarebbe opportuno, sostiene il sindaco Totò Martello, che il governo nazionale iniziasse a considerare Lampedusa come un'isola che fa parte dell'Italia.